Ciao a tutti, in questa nuova puntata di Who Are You? Oggi parliamo ovviamente di esseri umani, ovviamente di cervello umano, ovviamente di evoluzione e ovviamente di altre cose che adesso non mi vengono in mente, ma lo scopriremo andando avanti. Oggi abbiamo qui Emanuele Esposito, biologo che si occupa di etologia e adesso si sta occupando di ecologia umana. Di cosa ci parli oggi, Emanuele? Allora, l'argomento principale di questa puntata sarà un'introduzione generale a quello che è il concetto di evolutionary mismatch. Ok, allora è una parola strana, evolutionary mismatch, che se lo traduciamo letteralmente vuol dire... In italiano sarebbe una discrepanza evoluzionistica. Il concetto di evolutionary mismatch è un concetto che nasce nella biologia evoluzionistica, ma che poi è stato utilizzato e, come vedremo successivamente, è utilizzato molto bene ed è applicato nella medicina evoluzionistica e anche nella psichiatria evoluzionistica, che è una nascente branca della medicina evoluzionistica. Per evolutionary mismatch si intende quindi una discrepanza, quindi una differenza tra l'ambiente in cui un organismo o una specie si è evoluta e quindi si è adattata per sopravvivere e per essere efficiente in quelle condizioni e l'ambiente in cui vive al giorno d'oggi. Nel caso degli esseri umani, ad esempio, sappiamo che l'essere umano è una specie che è emersa nell'Africa orientale circa 300.000 anni fa e si è evoluto in un ambiente di savana. Quindi praterie aride con una scarsa presenza di cibo, quindi lo stile di vita doveva essere necessariamente molto attivo, le persone dovevano continuamente procacciare giorno per giorno le proprie fonti alimentari, non c'erano delle fonti di conservazione del cibo a lungo termine, quindi c'era appunto uno stile di vita attivo e una presenza di nutrienti e un'esposizione ai patogeni costante. Quindi noi siamo animali, come sappiamo, siamo evoluti in Africa orientale, siamo ancora biologicamente molto simili ai nostri antenati che vivevano in savana. Quindi noi siamo per lo più adattati a vivere in savana, però Esattamente. viviamo invece in una comunità, in questo caso in Europa, in Italia, in una città, in una casa, in un palazzo, con comunità numerose, non piccole come erano quelle, diciamo, arcaiche, tradizionali, e il fatto quindi che siamo dei veri e propri pesci fuor d'acqua, perché non ci siamo evoluti in città, e il fatto che siamo dei pesci ma fuor d'acqua, cioè animali di savana ma che vivono in città, questo purtroppo può creare, e anzi sappiamo adesso, sappiamo che crea dei disturbi, dei problemi, delle patologie, ed è proprio quello di cui ci stai parlando. Esatto. Diciamo che quindi da 300.000 a 12.000 anni fa gli esseri umani hanno vissuto in delle comunità molto piccole, si stima intorno agli 80, 100, 120 abitanti, non di più, mentre 12.000 anni fa con la prima rivoluzione agricola la quantità di cibo prodotta eccedeva la domanda richiesta dalle popolazioni, quindi queste hanno potuto incrementare la loro densità di popolazione. Da 12.000 anni fa fino a circa il 600-700, quindi con la prima rivoluzione industriale, non si sono mai palesati dei veri e propri problemi di mismatch evolutivo, mentre con la prima rivoluzione industriale, con la produzione di fonti alimentari univoche e quindi unidirezionali con una carenza anche di nutrienti, si sono palesati dei problemi. Da 300.000 a 12.000 anni fa gli esseri umani hanno vissuto in delle comunità molto piccole, si stima intorno agli 80, 100, 120 abitanti, non di più, mentre 12.000 anni fa con la prima rivoluzione agricola la quantità di cibo prodotta eccedeva la domanda richiesta dalle popolazioni, quindi queste hanno potuto incrementare la loro densità di popolazione. Da 12.000 anni fa fino a circa il 600-700, quindi con la prima rivoluzione industriale, non si sono mai palesati dei veri e propri problemi di mismatch evolutivo, mentre con la prima rivoluzione industriale, con la produzione di fonti alimentari univoche e quindi unidirezionali con una carenza anche di nutrienti, si sono palesati dei problemi. Facci degli Quindi esempi.
Uno degli esempi più utili e anche più studiati in ambito di medicina evoluzionistica è il caso dello scorbuto. Lo scorbuto è una malattia causata dalla carenza dell'assimilazione della vitamina C. 60 milioni di anni fa i nostri antenati hanno perso la capacità di sintetizzarla perché vivevano in un ambiente che era talmente abbondante di alimenti ricchi di questa sostanza che la capacità di produrla non era più necessaria. Quindi è ceduta una pressione selettiva che manteneva la capacità di sintetizzarla e abbiamo perso la capacità senza avere nessun effetto negativo. Questo fino al 1600 all'incirca, in quanto appunto intorno al 1600-1700 si sono manifestati negli esseri umani i primi casi di scorbuto, dovuti dal fatto che in quel periodo iniziavano i primi viaggi di navigazione a lunga durata, per esempio la circumnavigazione dell'Africa, la scoperta delle Americhe, e quindi le persone che intraprendevano questi viaggi non avevano la possibilità di mantenere per 2 o 3 mesi addirittura delle fonti alimentari ricche di vitamina C, mangiavano dei cibi che erano scarsi di questa sostanza, quindi dopo 3 mesi si palesavano degli effetti negativi che possono addirittura anche portare alla morte. Quindi questo è il motivo per cui gli esseri umani presentano lo scorbuto. Ah, ho capito. Quindi se prendiamo appunto il caso di chi navigava nel 1600, si morivano appunto di queste malattie avitaminose, no? Questa malattia, questa patologia è un caso di mismatch evolutivo. Esattamente, proprio perché noi non ci siamo adattati a vivere in un ambiente in cui la vitamina C non era presente. Chiaro, Quindi perché ce n'era tanta Esattamente. nella savana dove vivevamo. Ok. Per voler continuare a parlare di mismatch evolutivo, sappiamo che appunto il mismatch evolutivo è stato utilizzato anche in ambito di medicina evoluzionistica, non soltanto per spiegare malattie come appunto il caso dello scorbuto, ma anche per spiegare l'aumento che fino a poco tempo fa era totalmente inspiegabile di non communicable diseases oppure lifestyle diseases, che sarebbero malattie legate propriamente allo stile di vita delle persone. Tra di queste possiamo riconoscere problemi cardiaci, l'obesità, il diabete o addirittura patologie o condizioni come la depressione o disturbi di tipo psichiatrico. Il problema è questo: noi abbiamo per esempio una grande predilezione per i dolci, perché il nostro cervello, che è il cervello della savana, è programmato e geneticamente è stato selezionato per essere molto attratto dai dolci, perché sono sempre stati una risorsa preziosa in una savana, perché il dolce è associato anche ai frutti e i frutti sono associati alle vitamine. Quindi una volta il fatto che ci piacessero i dolci era fondamentale per la nostra sopravvivenza. Oggi si è rivoltata la cosa a causa di questa nostra predilezione per i dolci. Purtroppo molte volte abbassiamo la nostra aspettativa di vita proprio perché arriviamo a delle patologie come l'obesità grave, che si sa è uno dei più importanti problemi della società di oggi per quanto riguarda la salute, no? Questo è proprio mismatch evolutivo. E il problema principale è proprio dovuto dal fatto che dei tratti che in realtà ancestralmente erano adattativi e quindi aumentavano le nostre probabilità di sopravvivenza e anche di riprodurci, quindi ricordiamo che la fitness è un concetto da un punto di vista ecologico e evoluzionistico molto importante ed è legata proprio sia alla sopravvivenza sia alla possibilità di tramandare alle generazioni successive il proprio patrimonio genetico. Allora, questo approccio di tipo evoluzionistico e anche ecologico è fondamentale anche per comprendere in che modo questi tipi di malattie si distribuiscono all'interno della popolazione umana, in quanto è stato riscontrato che non tutte le popolazioni distribuite sulla Terra ne sono affette nello stesso modo. Ad esempio, gli esseri umani sappiamo che sono usciti dall'Africa intorno a 100.000-70.000 anni fa. Le popolazioni quindi occidentali, tra virgolette, hanno avuto tempo per adattarsi anche da un punto di vista genetico a questo cambiamento dello stile di vita. I meccanismi di tipo genetico chiaramente impiegano centinaia di migliaia di anni, quindi si rilevano delle sottili differenze molto piccole che non sono così importanti. Però il gruppo che è uscito dall'Africa rispetto a quello che è rimasto dell'Africa sono più diversi.
e quindi c'è anche un'esposizione molto diversa e un fattore di rischio molto più elevato per quelle popolazioni lì. Ricordiamo inoltre che le popolazioni europee, oltre ad un adattamento da un punto di vista genetico, hanno anche cambiato il loro background di tipo epigenetico e in particolar modo quello di tipo culturale. Gli adattamenti di tipo culturale sono quelli che agiscono più velocemente e ci permettono quindi in tempi molto rapidi di adattarci ad un cambiamento di tipo ambientale. Per esempio, le popolazioni umane che sono uscite fuori dall'Africa, cambiando il loro stile di vita, sono state esposte all'obesità, ma con il passare degli anni le popolazioni si sono rese conto che l'obesità è legata a patologie cardiache, diminuisce l'aspettativa di vita in generale e la qualità della vita, e quindi c'è stato un allontanamento da quell'ideale positivo che c'era nei confronti dell'obesità, in quanto anche tuttora le popolazioni africane ritengono che gli individui obesi in realtà siano più salutari degli altri, perché appunto sono in grado di mangiare di più, sono più fertili e in particolare c'è una differenza in quanto si reputa che gli uomini obesi siano più autoritari, siano superiori rispetto agli altri, mentre le donne obese siano delle madri migliori e siano soprattutto più fertili. Quindi c'è un incentivo, addirittura le popolazioni in via di sviluppo durante la fase di matrimonio, quando la donna inizia ad essere incinta, si promuove l'obesità, si aumenta la quantità di cibo somministrata a questa donna per aumentare l'aspettativa di vita sua e anche dei figli che metterà al mondo. Chiaro, anche perché la fertilità della donna, sappiamo benissimo, è direttamente correlata alla quantità di grassi che riesce a accumulare. Esattamente. Se una donna ha una percentuale di grassi, qualcuno si ricorda la percentuale, puoi dir il 16% ad esempio, se sei donna e non hai il 16% di grassi, non hai neanche l'ovulazione, cioè Esatto. l'organismo dice no, non hai risorse sufficienti per avere una gravidanza. Il problema principale qual è? Nelle popolazioni in via di sviluppo il cambiamento di stile di vita sta avvenendo ad una velocità disarmante, addirittura in alcuni casi nel giro di una singola generazione c'è un cambiamento totale dello stile di vita. Quindi queste popolazioni non hanno nessun tipo di meccanismo per poter prevenire l'emergenza di questi tipi di malattie dello stile di vita, perché non hanno culturalmente avuto il tempo, né epigeneticamente, ancor meno geneticamente. Quindi in un articolo del 2016 è stato rilevato come l'impatto di queste malattie dello stile di vita sia 3,5 volte maggiore nelle popolazioni in via di sviluppo rispetto a quelle già sviluppate di tipo occidentale, e il numero di morti legato a questo tipo di malattie sia addirittura 2,5 volte più elevato. Quindi utilizzare un tipo di approccio ecologico ed evoluzionistico per conoscere anche come queste malattie si distribuiscono può sicuramente aiutarci anche a migliorare la prevenzione e la qualità dello stile di vita di tutti quanti. Mi dicevi prima che, per esempio, in Italia le popolazioni del sud hanno, rispetto a quelle del nord, una predisposizione diversa all'obesità, no? Per esempio, appunto, le popolazioni del sud Italia sono legate ancestralmente almeno, sono legate ad una dieta più magra, più legata a pesce azzurro, a fonti di grano non rielaborate, mentre le popolazioni del nord, vivendo in climi più freddi, si nutrivano molto di più di latticini, burro, di alimenti grassi, che quindi aumentavano le loro probabilità di sopravvivenza in climi freddi. Quindi anche geneticamente sono state trovate delle differenze che non sono abissali, però permettono una differenziazione da un punto di vista genetico di queste due popolazioni. Quindi scusami, alla fine in Italia chi è più a rischio obesità? Nord o sud? Considerato lo stile di vita che è uguale in entrambe le popolazioni del sud saranno più a rischio di sviluppo dell'obesità. E quindi diciamo che sono sottoposte a un diverso grado di evoluzionary mismatch. Esattamente. Ok. Quindi anche in questo caso vediamo come i popoli anche sono diversi e sono sottoposti a diversi problemi dovuti al fatto che siamo alla fine tutti dei pesci fuor d'acqua, perché come dicevamo anche prima, ci siamo evoluti in savana, ma siamo usciti da là veramente poco tempo fa, quindi siamo ancora per lo più animali di savana, e gli animali di savana
ovviamente non erano preparati alla Nutella, alla Coca-Cola e a tante cose che oggi poi contribuiscono alla nostra e alla mia obesità, al mio sovrappeso. E la cosa che vorrei sottolineare per concludere questa puntata è che non possiamo lavorare molto efficacemente da un punto di vista genetico. La cosa su cui possiamo sicuramente lavorare per migliorare il nostro stile di vita e la nostra qualità della vita sono fattori di tipo culturale. Quindi saper realizzare quali sono le differenze e quali tipi di stili di vita siano più adatti anche alle varie popolazioni che appunto sono differenti è molto importante. Chiaro. In Italia, devo dire, non siamo messi male, perché la nostra alimentazione rispetto, che so, Esattamente. agli Stati Uniti è sicuramente più sana, giusto? Sì. Beh, questa è fortuna in questo caso, perché, per noi, perché ci siamo già trovata pronta. Ecco, noi adesso direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio il dottore Emanuele Esposito, il nostro biologo, ecologo e etologo e ologo, ok? In generale. Grazie per averci parlato del perché siamo così disadattati, in questo caso abbiamo parlato di alimentazione, ma il disadattamento, questo evolutionary mismatch, riguarda tante cose. È sorprendente quante cose siano dovute alla nostra vera natura e quanto importante sia da una parte rispettare la nostra natura e dall'altra però trovare delle pezze come, che ne so, il dolcificante, per evitare magari di soccombere a questo disadattamento generale di tutta l'umanità, perché alla fine siamo tutti nella stessa barca. Grazie Emanuele, ci vediamo la prossima volta da Who Are You con il punto di domanda alla fine. Grazie per l'attenzione. 60 milioni di anni fa noi abbiamo perso la capacità. Lo scorbuto è una ciao. Lo Vedi, scorbutico? iniziamo. Tranquillo, questo andrà alla fine. Andiamo.